Quarto giorno di doppie sedute di allenamento per l'Acragas sotto il vigile occhio dello staff tecnico biancazzurro che sta seguendo singolarmente ogni calciatore. Sotto un sole cocente l'intera rossa fatica e suda per cercare di trovare una forma più ideale possibile. Intanto un'altra casella importante che riguarda la vicepresidenza è stata riempita. Sarà infatti l'imprenditrice agrigentina Roberta Lala, ex assessore della giunta Amici al comune di Agrigento, la nuova vicepresidente dell'Acragas. Ricordiamo che è tifosissima del Gigante, non si perde mai una partita, una donna passionale che ama il calcio. Ed ora al microfono dell'addetto stampa della società il difensore Alfonso Cipolla. Capitano Alfonso Cipolla, primo giorno di preparazione atletica per l'Acragas, com'è stato questo impatto con i nuovi compagni di squadra? È stato un impatto positivo, ho visto tante facce sorridenti, questo mi dà morale. Oggi ovviamente è il primo giorno, già si fa fatica con il caldo e la ripresa degli allenamenti, però siamo positivi e ci prepariamo al meglio. Organico alla mano, come ti sembra quest'Acragas in Serie D? Ma guarda, parlare di organico penso sia presto, perché comunque oggi è il primo giorno, molti di loro non li conosco, tranne chi è meglio di me che conosce prima per le stagioni precedenti che avevano fatto in categorie superiori, quindi ci sono tanti giovani e sicuramente con il passare del tempo, con gli allenamenti, con lo stare insieme ci conosceremo e poi tireremo le somme. E ci sono anche dei mostri sacri del calcio come Litteri, come Giama, come Ferretti. Sì, infatti come dicevo poco fa il loro curriculum parla da solo, quindi per noi è solo un onore avere loro in squadra e sono sicuro che ci aiuteranno per arrivare all'obiettivo finale. Che torneo di Serie D ti aspetti? Ma un torneo abbastanza competitivo, la cosa che mi fa molto piacere è che ci sono più della metà delle squadre sono siciliane, questo per la nostra regione secondo il mio punto di vista è una grande vittoria e penso sia un campionato molto competitivo dove potremmo toglierci delle belle soddisfazioni se faremo le cose fatte per bene. Per te la riconferma, l'ennesima in maglia biancazzurra, cosa rappresenta? Ma guarda, per me come ogni anno è una gioia, è un sogno, soprattutto anche la riconferma in D ripaga secondo il mio punto di vista i sacrifici che ho fatto in questi anni, sia da Agrigento e non, però per me è motivo di orgoglio, infatti voglio ringraziare lo staff, il presidente in primis e tutte le persone che mi sostengono.